È stato lui a darmi fuoco, le prime parole al risveglio dal coma, quando il corpo ancora le fa male, quando ancora le sue condizioni di salute sono gravi. Eppure c'è la forza di pronunciare una sola frase per denunciare chi l'ha ridotta così, con ustioni di terzo grado sul 28% del corpo. Ora anche per la polizia non ci sono più dubbi, è stato lui il compagno a dare fuoco alla 53enne arrivata quasi in fin di vita all'ospedale di Padova sabato scorso. L'uomo nelle scorse ore è stato fermato. La donna era arrivata accompagnata dall'ambulanza. I soccorsi erano stati chiamati da una vicina di casa che aveva sentito le urla strazianti. I medici avevano subito sedato la 53enne. Poco dopo si era presentato in pronto soccorso il compagno, sulle sue mani vistose bruciature. Agli agenti della squadra mobile che lo cercavano per ricostruire quanto era accaduto aveva raccontato di essersi ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che stavano avvolgendo la sua compagna, che teneva in mano una bottiglia di alcol con la quale aveva tentato il suicidio. Ricasando l'aveva trovata a letto avvolta dal fuoco e si era gettato su di lei trascinandola nella vasca da bagno. Una ricostruzione che però fin da subito non era sembrata convincente, visto che l'uomo era assente all'arrivo dei soccorsi. Quando la donna si è svegliata dal coma indotto ha raccontato una versione completamente diversa. Sarebbe stato proprio il compagno ad aggredirla con una bottiglia di alcol alimentare al 95% dopo l'ennesima lite scoppiata all'interno dell'abitazione dell'Arcella, dove sono ospitati da un'amica. Il fermo è stato convalidato e ora Pietro Zago, 53enne padovano, compagno della vittima, è stato portato in carcere. Contro di lui pesano numerosi indizi. I referti medici infatti hanno rilevato, oltre alle ustioni, traumi facciali pregressi e contusioni sul corpo della vittima. Forse non era la prima volta che la donna veniva maltrattata. Le indagini proseguono. La stanza dell'abitazione di Via Cerona all'Arcella, dove la donna è stata aggredita, è stata sequestrata, così come la bottiglia di liquido infiammabile e l'accendino utilizzato per innescare le fiamme.